Riunione operativa presso l'ESEF CPT di Frosinone per definire i dettagli dell'evento Sisma Ecobonus, recuperare il patrimonio edilizio nel rispetto della salute e sicurezza dei cittadini e lavoratori, che si terrà sabato 12 ottobre presso la sala convegni delle Fiere di Sora. L'evento rientra nella 13ª edizione delle Settimane della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2019 e costituiscono a Frosinone e provincia l'espressione in chiave locale della campagna europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, organizzate dalla ASL e dall'ESEF di Frosinone. L'incontro sarà l'occasione per professionisti, amministratori e cittadini di conoscere nel dettaglio, grazie all'intervento di esperti di settore, tutti i vantaggi fiscali del Sisma Ecobonus. La provincia di Frosinone ha 1/3 dei comuni classificati sismicamente in zona 1, cioè significa il rischio più alto che esiste. 2, perché c'è la necessità di recuperare il patrimonio edilizio. 3, perché bisogna mettere in sicurezza gli edifici, gli abitanti e in occasione degli interventi i lavoratori coinvolti. 4, perché ovviamente c'è un miglioramento ambientale in funzione ovviamente dell'efficientamento energetico. 5, perché c'è un risparmio economico per le famiglie, mai attuato prima nella riqualificazione degli immobili, con sgravi fino all'85% e una rivalorizzazione del patrimonio edilizio. 6, perché c'è un'importanza del riflesso economico sull'occupazione. Per sintetizzare, promuove la sicurezza e migliora l'ambiente, creando occupazione e una nuova spinta economica al territorio. L'appuntamento è per sabato 12 ottobre presso la sala convegni delle Fiere di Sora con l'incontro Sisma Ecobonus.